Facoltà per 5 minuti. Grazie signor Presidente. Ho sentito il signor Presidente del Consiglio parlare di una risposta tempestiva dell'Europa ai nostri problemi. Io ho visto che dopo 6 mesi dall'inizio dell'emergenza ci si è riuniti e si è trovato un accordo politico dai contorni ancora indefiniti per procurarci fra una decina di mesi delle somme di cui probabilmente avremmo anche bisogno. Non è questa la mia definizione di tempestivo, ma del resto anche la mia definizione di poderoso è un po' diversa da quella del signor Presidente del Consiglio, che ha un lessico tutto suo, ma comunque senz'altro coerente. Quello che preoccupa questa opposizione, che vuole essere responsabile, è che noi vorremmo essere convinti di essere di fronte a un passo storico e vorremmo essere convinti di vedere un film diverso da quello del 2012. Però per esserne convinti dovremmo fare una cosa: non dovremmo, per esempio, leggere le carte e non dovremmo leggere la stampa internazionale. Ha fatto bene chi mi ha preceduto a sostenere che fa parte del buon governo in qualche modo alimentare speranze, purché però non siano speranze vane nella nazione e nel corpo elettorale. Ad esempio, io qua confesso i miei limiti, a lei signor Presidente, di economista e di persona che prova a leggere le carte. Io questa cifra di 209 miliardi di cui si sente tanto parlare, nei documenti che sono disponibili, in particolare nelle conclusioni adottate dal Consiglio, non sono riuscito a rinvenirla. E quello che si può rinvenire lo si vede nelle analisi che hanno fatto economisti familiari con questo argomento, per esempio penso alla dottoressa Silvia Merler, senz'altro non una leghista. Si può, con una serie di stime dichiarate tali dalla Commissione europea, arrivare alla ragionevole ipotesi che l'Italia potrebbe avere appunto un'ottantina di miliardi di sussidi, ma occorre fare anche un'operazione di verità. Dovremmo forse ricordarci che il bilancio dell'Unione Europea è un bilancio a saldo zero e che quindi se 750 miliardi escono, 750 miliardi entrano, quindi non si può parlare dei 209 miliardi che asseritamente arriverebbero all'Italia, senza che questo risulti per tabulas, senza chiarire in quanti anni e quanto ci mette l'Italia, perché quando si va a fare questo calcolo e si valuta nel complesso, come direbbe il nostro signor Presidente del Consiglio, in una logica di pacchetto, quello che è successo a Bruxelles, si vede che in realtà l'Italia resta un contribuente netto del progetto e che quindi sì, può anche darsi che questi prestiti aiutino a risolvere un problema di liquidità, ma sono comunque prestiti che paghiamo, nessuno ci sta regalando niente. Da qui quindi un certo tono trionfalistico verso un'Europa che non sarà più come prima risultano secondo me smentiti. In realtà l'Europa risulta più di prima intergovernativa, lo si è visto nella dinamica delle trattative, risulta sempre meno federale. Sarebbe federale una Europa che potesse decidere di andare in deficit e di non fare mera redistribuzione. Sarebbe federale un'ipotesi che, come chiede oggi Wolfgang Münchau, che è un tedesco che non vorrebbe essere tedesco e scrive sul Financial Times, uno dei più autorevoli commentatori di economia europea, sarebbe veramente federale, andrebbe verso quella strada, un'Europa che chiedesse nei trattati modifiche, quelle modifiche necessarie per legittimarne la capacità impositiva e per legittimarne, con una base nei trattati, le emissioni di debito comune, che finora sono destinate a restare un una tantum dai contorni sufficientemente indefiniti. Quindi abbiamo un prestito che non ci risolve i problemi di liquidità, ma questo è anche abbastanza normale. Il piano che l'Europa propone si chiama l'Europa della prossima generazione. Quello che noi vorremmo capire è come ci arriviamo alla prossima generazione nel quadro di, disfacimento del tessuto socio-economico del Paese che tanti colleghi hanno evidenziato. Quindi io sarò grato se potrò rivolgermi magari allo staff tecnico del Presidente e avere l'evidenza, del Presidente in questo caso del Consiglio, e avere da lui l'evidenza di questo 209 da dove si evince, perché non è una banalità. Quando gli italiani si accorgeranno che in realtà non abbiamo scoperto lo scrigno degli zecchini d'oro, credo che ci sarà un rimbalzo.
A me sembra in realtà che il film sia esattamente lo stesso. Abbiamo una maggioranza che è oggi, per caso, quella stessa che aveva sostenuto come un passo storico il completamento dell'unione bancaria e che esultava per questo decisivo passo dell'Europa. E anche l'opposizione è la stessa. Noi dicevamo state attenti perché c'è il bail-in, che è una cosa pericolosa. Chi aveva ragione lo ha detto la storia e noi ancora ne siamo addolorati perché non abbiamo dimenticato le vittime di quella catastrofe, e chi ha ragione oggi lo dirà la storia. Grazie, signor Presidente.